in Veneto, ma anche a livello nazionale, si sta discutendo su un tema molto delicato, quello del fine vita. Qual è l'opinione del patriarca, il pensiero del patriarca su questo tema? Non è una affermazione confessionale da parte dei religiosi, dei vescovi. Questo è importante dirlo come cittadini, perché è chiaro che come la comunità politica si esprime circa il fine vita, si disegna un profilo di società. Allora è una questione, è una tematica di biopolitica dove tutti hanno il diritto, ecco, di poter esprimere in modo costruttivo quella che è la loro visione. Anche in veste di presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, Monsignor Moraglia, in modo delicato, misura bene le parole, attento a non offendere la sensibilità di alcuno, ma al tempo stesso esprime alcuni concetti molto chiari nel dibattito che si è creato in Veneto, ma anche a livello nazionale, dopo la mancata approvazione della legge sul fine vita in Consiglio regionale. Non abbandonare nessuno, sapere che nessuno vuole l'accanimento terapeutico, però c'è anche il rischio dell'abbandono terapeutico e soprattutto vedete toccare il momento della vita vuol dire che per l'uomo non c'è più nulla di indisponibile, allora può intervenire su tutto. Il patriarca ricorda anche l'incontro avuto con Stefano Geller. Io ho un bel ricordo di Stefano, una persona molto intelligente, molto capace. In quel dialogo che ho avuto con lui e con altri vescovi, ho avuto anche la percezione di una persona non solo molto umana, ma anche molto vicina alla fede. E poi è nelle sue preghiere Stefano, come tutte le persone che soffrono. C'è da quel giorno in modo particolare anche Stefano nelle mie preghiere.